Sì, ok. Allora, io intanto sono un operatore turistico, mi occupo di turismo attivo e più che darvi dei dati secchi vorrei condividere un po' un'esperienza che è durata un bel po' di anni circa la creazione di un prodotto turistico relativo alla mountain bike. Nel far questo, un po' in maniera involontaria, un po' per formazione, sono stati fatti diversi passaggi che tra l'altro sono stati riportati questa mattina e anche nell'ultima presentazione. Tanto mountain bike, mi occupo di mountain bike da quando avevo i capelli, come si vede nella foto, e da quando si chiamava arrampichino, quindi è una storia abbastanza lunga. È iniziata con la creazione di alcuni eventi. Questi eventi hanno partecipato diversi campioni del mondo, diverse personalità. Diciamo che stiamo partiti molto bene, stiamo parlando 1998, 1999, 2000, con due frangenti. Da una parte una situazione che stava iniziando a galoppare abbastanza bene, dall'altra parte poca credibilità sul territorio e poco interesse da parte di amministrazioni, da parte di operatori. Tant'è vero che quando siamo andati a chiedere la collaborazione all'allora assessore al turismo, allo sport, non dico di quale amministrazione, comunque ci ha detto che eravamo 4 deficienti in calzamaglia. Ora, parte di questi 4 deficienti qua adesso sono chi personaggio pubblico, chi operatore CT della nazionale, e c'è stata un'evoluzione notevole. Qua ho portato dei dati, giusto due paginette veramente di dati per darvi un'idea, che riguardano la vendita delle biciclette nel 2017, quindi sono dati molto recenti. Vi dice che sono state vendute oltre 1,5 milioni di unità di biciclette solo in Italia. Queste biciclette segnano un po' il passo con la vendita relativamente alle biciclette tradizionali, mentre c'è una grossa impennata delle biciclette a pedalata assistita. Come avrete capito, questa mattina il mondo della bicicletta è un mondo, un quarto d'ora sicuramente non basta per darvi tutte quante le indicazioni, però sappiate che c'è molto da esplorare. Le biciclette a pedalata assistita, per la quale non sono convintissimo io come fruitore, però hanno aperto un target veramente interessante, che stanno avanti soprattutto qua in Sardegna, dove se viene un olandese, se viene un ciclista abitudinario, ma abituato alla salita, ha difficoltà di fruizione. Quindi vedete che continua a esserci un'impennata, la parte in verde in basso è quella delle biciclette a pedalata assistita. Se andiamo a vedere delle biciclette tradizionali, appunto quante ne sono vendute, sono 1,5 milioni, vedete, 1.540.000, di cui il 30% è relativo alla mountain bike. Diverso tipo di bicicletta vuol dire diversa interesse per il territorio e anche diversa capacità di spesa, diversa provenienza, quindi lì c'è da fare veramente un bel lavoro di segmentazione e di ricerca. Questa è una ricerca che mi è stata data proprio ieri dal direttore della rivista 365 MTB, che è la maggior rivista del settore in Italia. Hanno fatto un sondaggio tra i lettori e emergono delle cose interessanti. Ripeto, non sto adesso a tediarvi con i numeri, però volevo farvi vedere alcune cosettine. Per esempio il secondo punto, sugli uomini possessori di high tech, quindi chi va in bicicletta, che rapporto ha con la tecnologia? 100%. Okay? Predisposizione a viaggi in aereo, ferie medie in un anno da 30 a 45 giorni, investimento annuo per la bicicletta e componentistica, considerato che la bicicletta non sempre si cambia nell'arco di un anno, sono 2.000 euro. Questo ci dice un sacco di cose, addirittura relativamente al fatto della segmentazione, vedete che nel test che è stato fatto addirittura si è chiesto anche le abitudini alimentari, quindi questo è solo un estratto, quanti usano integratori, quanti bevono birra, quanti bevono superalcolici. Questo sempre nell'ottica che va indirizzata l'offerta che noi andiamo a costruire verso il segmento specifico. Altri sport praticati e poi l'interesse dimostrato negli articoli del giornale, vedete, viaggi itinerari 79%. Okay? Test, anche questa è una cosa importante relativa al turismo, 98%. Perché? Perché io per esempio posso avere un noleggio di biciclette standard oppure posso investire con un fornitore di biciclette per avere i modelli magari prova, i modelli test o i prototipi e addirittura mettere a disposizione dei clienti delle cose innovative. Quindi verrebbero addirittura non per la destinazione, non tanto per il servizio, ma per provare il mezzo. Qua ci sono un sacco di cosettine veramente interessanti. Ora,
Un'altra indagine di mercato che ha fatto la catena di Italy Bike Hotel, che sono in Italia forse la catena alberghiera specializzata in viaggi in bicicletta che lavora di più, e anche qua vengono fuori delle cosettine interessanti, tipo la provenienza degli stranieri. Vedete che il mercato tedesco, quindi conformemente a quello che sta dicendo, il 32%, quindi abbiamo veramente da rivolgerci a dei target particolari. L'Italia è apprezzata per il clima, il paesaggio, la buona tavola e le attrazioni culturali. Vado veloce, però voglio arrivare proprio al succo, che è il prodotto che abbiamo confezionato. Le regioni che privilegiano Dolomiti, Toscana e Sardegna, Dolomiti dove a differenza nostra hanno investito molto sull'infrastrutturazione del territorio, Toscana che è molto più dolce, molto più gentile, per un aspetto legato all'ambiente e alla buona cucina. Punto 7, ha preferenza per mete italiane, marittime e montane? No, in realtà no, quello che gli interessa sono i sentieri. Vanno più in montagna perché ci sono più sentieri per la mountain bike in montagna e dove ci sono più salite che anche per la bicicletta da strada. In Sardegna, dove abbiamo le montagne vicino al mare, non abbiamo di questi problemi. Salto anche quest'altro, quanto è importante la cucina tipica il soggiorno in Italia, è importantissima, quindi bisogna calibrare. Ricordiamo sempre che si parla di cicloturismo in senso lato, quindi si va in bicicletta ma io sto vendendo il territorio, questa è la cosa importante. Se devo lavorare su una spin bike in palestra posso farlo a Milano, come posso farlo a Zurigo, come posso farlo a Olbia, quindi quello non è il punto su cui focalizzare l'attenzione. La Sardegna, a che punto siamo in Sardegna? Al 2000 sono cambiate tante cose, la Sardegna è un paradiso per l'outdoor, questo non ve lo devo spiegare perché abbiamo delle eccellenze e dei monumenti che difficilmente in un'area così limitata come estensione si riesce a trovare da altre parti. Abbiamo, e questo è già stato detto questa mattina, quindi mi ripeto, ma la presentazione l'ho preparata ieri, quindi non lo sapevo, la Sardegna ha un di più. Voi andate in Tasmania, è un posto bellissimo, eccezionale dal punto di vista ambientale, ma l'edificio più antico è del 1800. Qui veramente a volte ho difficoltà, io quando faccio i tour in mountain bike, la sera prima del tour faccio sempre un briefing in cui almeno una mezz'ora è dedicata a un aspetto culturale della Sardegna, quindi nell'arco della settimana si spazia dalla geologia all'ambiente naturale, alla storia, perché devo interpretare il territorio e a volte ho difficoltà a un nordamericano fargli capire che l'edificio il nuraghe è del 1600 a.C., perché proprio sono abituati a tutt'altro, e questo è un valore aggiunto che abbiamo. Faccio il briefing la sera prima perché non sempre ci fermiamo mezz'ora quando ci avviciniamo a un sito in bicicletta, ma avendogli spiegato la sera prima comunque gli sto vendendo il territorio, gli sto dando un valore aggiunto su quello che è il mio territorio. Enogastronomia, importantissima. Quando facciamo le soste di solito creiamo un pacchetto, un'alimentazione che ha due parametri. Uno è quello diciamo così, dietetico, nutrizionale, e l'altro è quello della tipicità. È un valore su cui non si può diciamo così, passare sopra. Anziché la barretta, diamo la barretta di torrone, se proprio deve essere qualcosa da mangiare velocemente. Però questo è un valore aggiunto che noi abbiamo da tenere molto in considerazione anche sugli sportivi di altissima gamma, di altissimo livello. Clima e ospitalità, questo non sto a spiegarvelo. Ecco, la domanda che vi faccio è: che cosa cercano i biker e soprattutto chi è che sa cosa cercano i biker? Perché questa è una cosa fondamentale. Che riguarda sia l'operatore e sia chi deve amministrare e coordinare quella che è l'offerta turistica, perché molti errori si fanno perché non si sa che cosa cercano i biker, così come gli altri fruitori del turismo attivo, e molto spesso ci si appoggia a chi in realtà non sa che cosa cercano i biker. Ora, una delle cose fondamentali che servono sono i sentieri. Okay, questa è una cosa fondamentale, perché io posso far giocare sull'immagine che voglio, posso spendere un sacco di soldi di promozione, ma devo avere quella che è la materia prima, un sentiero dove andare in bicicletta. Attenzione, qui non sto a farvi tutta quanta la lezione, che un sentiero così non è un sentiero per mountain bike. Diventa un sentiero di mountain bike quando ci metto sopra gli utenti, e per far questo ci sono dei passaggi intermedi che vanno per la fruizione del territorio. Questo è molto molto importante. Quando ho iniziato il lavoro per la creazione del T-Track, così si chiama questo percorso, in realtà stavamo pensando di infrastrutturare il territorio con dei cartelli fisici.
Quindi il classico cartello, l'indicazione. Sono passati ormai già quasi 15 anni da quando ho iniziato questo lavoro, fortunatamente ora questa esigenza è superata, perché come avete visto prima, quella percentuale del 100% di lettori della rivista che è avvezzo alla tecnologia vuole dire che adesso non dobbiamo più spendere soldi per mettere i cartelli e per fare la manutenzione, ma ci possiamo avvalere anche di nuove tecnologie. E questo è veramente un grosso vantaggio se lo si sa sfruttare bene. E questo è un percorso di mountain bike, uno dei tanti che abbiamo in Sardegna, che sono veramente belli. Quali sono le parole chiave? L'attrattore, quindi devo creare qualcosa che riesca veramente a spostare una persona dalla Svizzera, un biker dalla Svizzera, dalla Germania, per farlo venire qua in Sardegna, così come negli altri segmenti. Quindi una motivazione di viaggio. Un vantaggio economico che devo avere io nell'offrire questo servizio. Io punto molto anche sul discorso vantaggio sociale, perché dobbiamo anche capire chi e quante persone vogliamo portare. Il tipo di utente col quale lavoro mi piace perché non solo mi dà un vantaggio economico, ma c'è uno scambio culturale, c'è il rispetto, è un tipo di turista ideale. Ecco, poi non sto a farvi adesso tutto quanto l'identikit. Devo costruire l'esperienza che passa, come è già stato detto già questa mattina, per l'unicità della mia offerta, passa per la dinamicità. Se non va più un certo tipo di percorso, un certo tipo di bicicletta, un certo tipo di esperienza, la posso cambiare. Serve per questo un coordinamento, quindi serve veramente una regia generale, perché il singolo operatore non può fare niente se non in contatto con le amministrazioni e con i fornitori degli altri servizi. E una cosa importante, serve la tecnicità. Tempo fa sono stato chiamato da un amministratore a tagliare il nastro di un percorso in mountain bike di 5 km. Io sono andato e gli ho detto: guarda, bellissimo il lavoro che hai fatto, se è fatto per i ragazzi del paese, per farli andare a fare il giro in bicicletta. Se pensi che uno svizzero prenda l'aereo per venire qua a fare 5 km di mountain bike, ti sbagli, perché io non solo gli devo offrire uno sviluppo adeguato giornaliero, ma gli devo offrire la vacanza in bicicletta. Quindi io mi muovo, ma anche da Cagliari, se faccio 2 giorni di bicicletta, se faccio 3 giorni, weekend, per non dire la settimana. Se non ho questo e se il mio percorso non ha la giusta tecnicità, sto facendo un buco nell'acqua, perché sto spendendo soldi e le persone non si muovono. Okay? Qui nasce questo progetto che è il T-Track, che non sta per Telemaco ma sta per Tramudas, perché inizialmente siamo andati a implementare, anzi, quelli che erano i percorsi della transumanza, quindi abbiamo dato questo nome perché la T poi era declinabile dal sardo, Tramudas, all'italiano, all'inglese. È un itinerario di circa 348 km. Come sta? Adesso faccio questo esempio, ripeto, non sto presentando questo prodotto per presentare il prodotto, ma voglio presentare il ragionamento che c'è dietro per poterlo magari anche condividere e replicare. Perché è nato questo itinerario? È nato non come sentiero da fare, ma come esperienza, come vacanza. Quindi nel far questo abbiamo pensato al prodotto, quindi intanto come fruire del prodotto. Adesso si fruisce con le tracce GPS. È uscito anche un libro sul T-Track, ma proprio perché non siamo gelosi, io come guida non sono un cartello ambulante, quindi do la possibilità a tutti di farlo con me o senza di me. Allo stesso modo abbiamo dato la possibilità a tutti di scaricarsi gratuitamente dal sito internet le tracce per poterlo fare. Più si muove il movimento, più c'è fruizione, più lavoriamo tutti quanti e più forse ci spostiamo anche da un certo tipo di turismo tradizionale. Il prodotto passa attraverso l'assistenza, passa attraverso la guida, passa attraverso la possibilità di noleggiare i mezzi. Quindi qui si crea già la fruibilità del territorio, c'è il sentiero è fruibile, ci sono dei servizi, attenzione, del tutto volontari, quindi non sei obbligato a prendere dei servizi, però ci sono. E facendo questo si incentiva il flusso turistico. È nato un club di prodotto, timidamente ancora sta muovendo i primi passi, perché oltre ai miei servizi, quelli degli operatori, servivano i servizi dell'accoglienza. Quindi si è creata una rete di agriturismi che in maniera abbastanza, devo dire, innovativa ha iniziato a lavorare, innovativa per la mentalità in generale di quella che può essere l'accoglienza di un certo tipo in Sardegna, anche se poi ci sono delle eccellenze, e si è lavorato appunto su offrire quella che è un'ospitalità legata proprio al mondo della bicicletta, a dare servizi. E qui si è lavorato molto, no, per far capire che offrire un servizio aggiuntivo al ciclista non è un peso per l'agriturismo, ma addirittura può essere un vantaggio, oltre che per ampliare diciamo così, la domanda, ma anche per
ottimizzare il guadagno. Quindi io offro il lavaggio dei vestiti, non è un peso per me, non lo devo fare gratis, ma lo faccio pagare. Così la colazione rinforzata, così tutta un'altra serie di cose che non devo necessariamente fornire io, ma mi impegno a far da tramite. Non mi occupo io dell'officina, della manutenzione o di riparare i mezzi, ma cerco un professionista del territorio. E questa è una cosa che sta funzionando. Quindi le caratteristiche sono queste. Un percorso circolare, come ho detto, a percorrenza settimanale, quindi io ho pensato a uno che viene qua a farsi una settimana, oppure, siccome ci sono delle varianti che chiudono l'anello in diversi punti, fare dei weekend, quindi fare dei weekend a 3-4 tappe. E questa è l'offerta che andiamo a dare. Questo vuole essere, anche se non è un termine esatto da considerare, come un prodotto da inserire sul mercato. Perché la tecnicità? Perché intanto deve essere credibile, deve essere un qualcosa che chi viene a fare poi dopo trova pagante. Quindi non è riferito al turista generico, ma al turista che va in bicicletta, ed è fatto da chi in bicicletta ci va. E questo è stato un grosso lavoro, quindi è un tracciato entusiasmante tecnicamente, attraversa un territorio selvaggio, sono scenari e attrattori unici per il turista, ma ancora di più per il cicloturista, e ovviamente il di più è quello che è la storia, la cultura e la natura. Quindi nella scelta degli itinerari, e qua bisogna fare un lavoro veramente di concertazione. Gli itinerari non sono stati scelti per la tecnicità, e quindi per chi va in bicicletta, perché devono trovarlo appagante nella guida, ma attenzione, dove c'era la possibilità si sono fatti dei lavori per andare a toccare quelli che sono gli attrattori. Quindi ti faccio fare una discesa tecnica estremamente entusiasmante, ma ti faccio passare anche davanti al nuraghe, ti faccio passare nel canyon di Gorropu, ti faccio arrivare fino a Calassesine, giusto per dare qualche nome, perché questo è il valore aggiunto, perché l'effetto wow è quello, cioè non solo fai un percorso, una discesa che puoi trovare anche a Kandersteg in Svizzera, ma te lo faccio fare con un arrivo in una spiaggia fantastica o con un arrivo in uno dei canyon più belli d'Europa. Qual è il punto di arrivo? Quello che si vuole vendere l'esperienza. Quindi questo che abbiamo progettato è una vacanza, ma vuole essere un viaggio per conoscere la Sardegna. Tant'è vero che lo si propone anche a chi non è tecnicamente estremamente forte, con la promessa che, ok, tu non si riesci a farlo tutto in bici, hai difficoltà a fare alcuni passaggi, non preoccuparti, tu prendi e spingi la bicicletta, cammini, perché è talmente bello il percorso che anche se tu non hai un livello elevato, anche se non riesci a farlo tutto, troverai appagante anche fare dei singoli pezzi. Da qui si apre un altro target, che non è quello dei ciclisti che si fanno magari tutti 348 km in una settimana, ma è quello delle persone che sulla falsariga o sull'immagine di quelli che lo fanno tutto sono disposti a farne anche soltanto un pezzo, sono disposti a farsi anche solo la giornata. Però intanto abbiamo cercato di creare un attrattore. E quindi lì l'esperienza, perché veramente chi fa questo giro, ormai è stato testato insomma, da tantissimi biker, ha fatto un'esperienza. Va fuori e la racconta. Io volevo dirvi adesso, già esaurito il tempo, sono puntualissimo, 15 minuti, giusto qualche immagine per farvi capire com'è bello questo percorso. Vi dico anche che il segmento mountain bike funziona come tanti altri segmenti, c'è bisogno di tecnicità, c'è bisogno di riuscire a comunicare l'esperienza, c'è bisogno di promoter che riescano a dare un'immagine del territorio e del prodotto che stiamo vendendo che è veritiera, quindi dei testimonial, degli influencer che siano in grado di garantire, almeno all'inizio, che quello è un bel prodotto. Poi se a monte abbiamo un prodotto fatto bene, galoppa con le sue gambe. Questo sicuramente perché il passaparola è una setta, quella dei biker, così come quella di altre attività sportive outdoor. Se si riesce a inserirsi con le giuste parole, con le giuste chiavi, poi il prodotto funziona. Devo dire che in Sardegna siamo talmente indietro rispetto ad altre località che forse siamo avanti, nel senso che mentre le altre località adesso sono mature e chi è andato in bicicletta a fare delle esperienze in altri posti ora sta cercando nuovi sbocchi, quindi può essere il momento giusto. Ci sono diversi operatori che in Sardegna lavorano nell'ambito del cicloturismo e della mountain bike, anche ad altissimo livello, operatori anche storici che veramente hanno mosso dei numeri verso la Sardegna. Bisogna creare un sistema, cercare di collaborare, cercare di far pressione anche nei confronti di chi infrastruttura il territorio affinché non si spendano soldi in maniera inutile. Questo lo dico perché a volte niente da dire rispetto agli operai forestali, però un operaio forestale
fa un sentiero impeccabile dal punto di vista tecnico, ma sicuramente se non va in bicicletta non è in grado di creare un sentiero che sia ottimo per chi va in bicicletta, perché arrivare da A a B è un conto, arrivare da A a B passando per delle sottigliezze tecniche o per dei punti che sono interessanti dal punto di vista turistico ci vuole una programmazione diversa. Sì. Allora, questo sentiero non ha manutenzione perché sono percorsi storici, percorsi che sono già in buone condizioni. Sui 348 km il 98% è sterrato. Ci sono dei punti anche di quello che chiamiamo portage, perché il grosso del mio lavoro è stato anche andare a unire i percorsi che già esistevano senza toccare niente. Viene venduta come esperienza di viaggio selvaggio, quindi sono anche pronto al fatto che alcune porzioni di sentiero potrebbero anche in parte chiudersi, in parte modificarsi. Abbiamo creato anche delle varianti per garantire diversi livelli di tecnicità. L'ideale sarebbe, questo è un prodotto a disposizione, io lo metto a disposizione anche dei miei concorrenti che pian piano a forza di passare, a forza di fare manutenzione lo si tenga in vita. Come questo ce ne sono altri, stiamo lavorando adesso al trekking degli Stazzi qua in Gallura, stiamo lavorando insomma a altre cose. Corrado, che poi parlerà dopo, da questo punto di vista ha fatto degli ottimi lavori per quanto riguarda il trekking in Ogliastra e in Supramonte. Si inizia così, poi bisogna capire che queste sono delle cose che vengono messe a disposizione e tutti possono usufruirne, bisogna tenerle in vita e bisogna ampliarle. Per darvi un esempio, da questo punto di vista, basta fare un salto in Corsica, che almeno sul trekking sono veramente molto avanti, è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo a livello numerico, a livello di destagionalizzazione. Chiudo qua e vi ringrazio. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.